Seconda corsa, puledri di 2 anni al via, 1 Evita Tunes, 2 Evelyn Cole, 3 Epicureo Jet, 4 Emenel, 5 Elodie ZS, 6 Easter dei Jovis, seconda linea, 7 Eva Light, 8 Exploit, 9 Enrico dei Greppi. Chiusura Emenel, il favorito numero 4, o anzi la favorita, insieme a Epicureo Jet. Macchina intanto che accelera, partiti. Si avvantaggia subito Epicureo Jet, Emenel al suo esterno, che poi si accoda in seconda posizione davanti a Evita Tunes, che però si getta di galoppo ed è sopravanzata da numero 1 Evita Tunes, Elodie squalificato. ZS, che va così in terza posizione. Guida Epicureo Jet dopo 200 metri in 14,7, prende subito 3 lunghezze abbondanti di margine a Emenel, che non sembra volerlo seguire nella andatura abbastanza sollecita. 31 per il primo quarto di gara, terza posizione in corda per Elodie ZS, mentre all'esterno si impegna Evelyn Cole. C'è anche in quarta posizione in corda Eva Light, mentre Enrico dei Greppi cerca di progredire largo. Intanto se ne vanno i primi 800 metri di gara con Epicureo Jet in vantaggio, seconda posizione per Emenel, in terza c'è Enrico dei Greppi, mentre è leggermente discosto Easter dei Giovi. Se ne va il chilometro con situazione tattica invariata, al comando sempre il numero 3 Epicureo Jet, Emenel che cerca ora di riavvicinarsi dopo i 1000 metri in 1,17,5. C'è lo scatto di Enrico dei Greppi che sposta all'esterno e avanza con progressione decisa a 450 dal palo, cerca di avvicinare il leader, mentre cala Emenel. Ha sempre un paio di lunghezze di margine comunque Epicureo Jet nei confronti di Enrico dei Greppi. All'esterno cerca di progredire anche Elodie ZS, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. Epicureo Jet in netto vantaggio a 100 dalla conclusione, allunga ancora, consolida il proprio vantaggio e viene a chiudere vincitore in percorso di testa. Secondo posto per Enrico dei Greppi, che controlla fin sul palo i tentativi di ritorno di Emenel, che finisce terzo. 1,16,9 il ragguaglio conclusivo, 39 la chiusa. La vittoria in percorso di testa di Epicureo Jet, Giuseppe Prestipino in sediolo, training di Eric Bondo per conto del team RB. Bel primo piano, nettissimo, mentre vedete per il secondo Enrico dei Greppi controlla il ritorno di Emenel.